Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La Cavarzerani chiude le porte ai migranti. L'ex struttura militare ospita attualmente 900 rifugiati, troppi per far rispettare le normali norme igieniche e sanitarie, e non c'è nemmeno la possibilità di trasferire gli ospiti in altre strutture nel resto d'Italia. L'ex caserma Cavarzerani scoppia, la struttura ospita attualmente 900 richiedenti asilo, troppi per poter accogliere tutti degnamente, una situazione che rischia di diventare ad alto rischio anche dal punto di vista sanitario in vista dell'abbassamento delle temperature. Sono circa 50 infatti i migranti che si trovano nelle tende allestite inizialmente per far fronte alla pandemia e sistemate in maniera precaria. Da qui la decisione in queste ultime ore di chiudere le porte ai nuovi arrivati, a confermarlo il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Il numero dei profughi all'interno delle città non doveva superare il 4 per 1000, quindi nella città di Udine, che abbiamo quasi 100.000 abitanti, significa 400 persone, siamo a più del doppio. È chiaro che questi numeri sono numeri preoccupanti. La decisione è stata criticata dalle associazioni di volontariato che annunciano una mobilitazione nei prossimi giorni a favore dell'accoglienza. La verità è che la coperta è troppo corta. Ogni giorno arrivano gruppetti di 10 profughi alla Cavarzerani e numerosi sono gli sbarchi via mare che non consentono attualmente di trasferire i migranti ospitati nel nord al sud. Da qui l'appello della stessa amministrazione comunale. Abbiamo già visto a Trieste questo fenomeno dove le persone hanno bivaccato nei giardini pubblici. Per fortuna a Udine ancora non siamo arrivati, almeno in questi ultimi 2 o 3 anni, a questi livelli. Ecco perché bisogna, come è stato fatto nei mesi passati, ridistribuire queste persone sul territorio italiano, ma soprattutto quello che mi aspetto dal nuovo governo, fermare questi ingressi clandestini in Italia. La pagina è dedicata al maltempo con l'arrivo della prima neve sulle montagne friulane, in particolare sopra Sappada e sul Monte Canini. Intanto la pioggia e la grandine cadute ieri a Udine hanno creato diversi disagi alla viabilità ai negozi del centro. Negozi allagati, rami spezzati dal vento, alberi abbattuti e come se non bastasse anche l'arrivo della prima neve. Il maltempo sferza ancora il Friuli Venezia Giulia, numerosi disagi soprattutto nel capoluogo friulano dove nella sera di ieri la pioggia mista alla grandine si è abbattuta violentemente. Problemi si sono verificati nell'area del Terminal Studenti in piazza Primo Maggio per allagamenti alla viabilità, ma anche in via Rita Levi Montalcini dove i pavimenti di alcuni punti vendita si sono parzialmente allagati. L'acqua ha ricoperto anche alcuni corridoi dell'ospedale cittadino. Il maltempo si è poi spostato nel Collinare, a Remanzacco e nel Cividalese, rendendo necessari altri interventi a Moimacco, Cividale del Friuli, ma anche a Tavagnacco e Pasan di Prato, 25 volontari sul campo. E questa mattina la comparsa della prima neve, il nevischio ha caratterizzato ad esempio il pellegrinaggio annuale verso Maria Lugau, vicino al rifugio Calvi di Sappada. Queste le foto e i video girati dalla telespettatrice Giulia Toc. Mentre le temperature medie regionali sono precipitate a 12 gradi, in alta quota iniziano ad imbiancarsi anche altre cime, come sul Canin a Sella Nevea. Siamo alla cronaca. Nella mattinata nei comuni di Sacile, Caneva e Fontanafredda si sono verificati diversi tentativi di truffa a persone anziane. In particolare una donna ha contattato telefonicamente le vittime fingendo di essere una parente, ha chiesto del denaro da consegnare a un notaio per rifondere dei danni a seguito dell'incidente. In un caso il colpo è andato a segno a Sacile. Una signora anziana ha dato monili del valore di 1.000 euro alla truffatrice che si era spacciata per un'amica del nipote. I carabinieri consigliano a una popolazione di diffidare da richieste telefoniche di soldi o monili e di chiamare subito il 112 e segnalare l'accaduto. La sede di Confindustria Udine ha ospitato questa mattina il MIZ Day, evento dedicato ai neodiplomati dell'Istituto Tecnico Superiore del capoluogo friulano e in particolare alle sue eccellenze. Ospite d'onore il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Progettazione, ricerca, laboratori all'avanguardia nel contesto della collaborazione tra aziende, enti, istituzioni, a fronte di progetti concreti che permettono ai ragazzi di identificare meglio i propri talenti sui quali far leva nel realizzarsi professionalmente. Sono alcuni dei tratti distintivi del MIZ, Istituto Tecnico Superiore di Udine, nato nel 2010 e che da allora ha attivato 39 corsi. Alla presenza tra gli altri della Ministra per le pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti, dell'assessore regionale alla formazione e lavoro Alessia
Rosolén, del presidente della Fondazione MIZ Gianpietro Benedetti e della vicepresidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, Palazzo Torriani, sede dell'Associazione degli Industriali Friulani, ha ospitato la terza edizione del MIZ Day, evento che valorizza le eccellenze tra i diplomati. Sono stati 25 i tecnici superiori che lo scorso luglio hanno conseguito il diploma con il voto di 100 su 100 o 100 e lode, a conclusione dei corsi di automazione e sistemi meccatronici, progettazione navale nautica, video strategist. Un risultato di grande soddisfazione che trova le sue radici nell'approccio learning by doing e nella diffusa disponibilità di laboratori avanzati. Abbiamo visto che il percorso del super tecnico, così come lo chiamiamo, è sempre più ricercato. Le competenze richieste dal mondo del lavoro sono in rapida evoluzione, tanto quanto è in rapida evoluzione il mercato e l'ambiente che ci circonda. Di conseguenza, per far sì che le imprese rimangano competitive e che aumentino la loro competitività, noi abbiamo bisogno di un sistema formativo che non solo venga dietro, ma sia anche proattivo nei nostri confronti. ITS risponde a questo. Malignani, uno dei migliori ITS che abbiamo nel nostro paese da un punto di vista di premialità ricevute, quindi un KPI specifico misurabile. Nostro impegno è quello di aumentare la presenza femminile, perché sappiamo di avere un problema demografico enorme, sappiamo di avere un disallineamento importante fra domanda e offerta di lavoro. Almeno cerchiamo di usare tutto il potenziale che in questo momento è inutilizzato, che appunto è quello delle nostre ragazze. Palazzo Torriani ospita alcuni prototipi che sono la testimonianza diretta del motto del MIZ, learning by doing, imparare facendo, questo in collaborazione con le aziende, ma avendo a disposizione anche laboratori particolarmente innovativi. Assolutamente sì, senza il laboratorio si continua a parlare esclusivamente di teoria e con la teoria non si va da nessuna parte. Learning by doing significa applico immediatamente ciò che mi viene insegnato. I tecnici superiori che si sono diplomati al MIZ sono complessivamente 699, l'89% di loro mediamente ha trovato un lavoro a un anno dalla conclusione dei corsi, ognuno dei quali sviluppa tecnologie connesse all'Industry 4.0, avvalendosi di laboratori avanzati. Sono oltre 50 le aziende che partecipano alla fondazione in qualità di soci, 150 quelle che collaborano alla realizzazione degli stage. La giornata friulana del Ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Bonetti è iniziata a Butrio, dove ha visitato il polo educativo 013 realizzato dalla Danieli. L'esponente del governo Draghi ha evidenziato come in questo hub educativo siano già realtà parte degli obiettivi che ci si pone di realizzare in tutto il Paese attraverso il PNRR. Un polo educativo certamente innovativo che rappresenta un modello anche delle nuove riforme, dei nuovi progetti che abbiamo portato avanti dalla riforma del Family Act ai progetti finanziati col PNRR, che sempre di più vogliono, uno, investire in educazione e informazione, soprattutto sulle nuove competenze, quelle linguistiche e quelle STEM, a partire dai primi anni di vita. Un progetto di continuità educativa per le bambine e per i bambini. Oggi il nostro Paese deve investire con forza sull'educazione, perché è la risorsa più grande che abbiamo per dare prospettiva di sviluppo a tutto il Paese, ma mi permetto di dire anche quella visione di integrazione tra il mondo dell'impresa, il mondo delle istituzioni territoriali, è quello che noi abbiamo inserito nella riforma del Family Act, investire, sostenere anche le realtà imprenditoriali attraverso misure concrete di defiscalizzazione e di incentivi per promuovere investimenti integrati anche a servizio del territorio per portare avanti forme di questo tipo. Questo ha un effetto molto positivo, non solo sulle nuove generazioni, ma anche sulle donne e gli uomini che lavorano nel mondo dell'impresa. In particolare dobbiamo riconoscerlo per quanto riguarda il lavoro femminile. Abbiamo pensato di supportare le famiglie, le colleghe, i colleghi dell'azienda con il primo asilo, la nursery, che nessuno vuole la nursery perché ritengo, non sono pratico nel cullare i bambini, penso che sia più impegnativa e professionale che un bambino. L'abbiamo fatto con l'idea appunto di facilitare, con degli orari adatti a chi lavora non nell'amministrazione pubblica, e siamo partiti, solo che arrivando a 5 anni il problema rimane immutato.
dove mette il bimbo a 5 anni. Quindi abbiamo fatto le elementari, arriva a 10, problema immutato, abbiamo fatto le medie e riteniamo che le medie poi ognuno sceglie la sua strada, sono indipendenti. Quindi, ecco, da qui è nato il Lab 013. Bisogna investire 30 miliardi nella sanità nei prossimi 5 anni. A dirlo è il consulente del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, oggi a Udine, ospite di un convegno di azione. Sarà un autunno problematico sul fronte della pandemia, avverte, e probabilmente dovremo tornare a utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi. La sanità non è un comparto come gli altri, garantisce la salute, senza salute non c'è economia, senza salute non c'è sviluppo e quindi ritornare all'epoca prepandemica per quanto riguarda la centralità della salute e l'entità dei finanziamenti che al momento sono più bassi persino rispetto a quelli dell'epoca prepandemica in rapporto al prodotto interno lordo è un grave errore. Il PNRR è fondamentale perché di fatto ci consente di fare tutta una serie di ammodernamenti e di riorganizzazioni, ma non basta, sono circa 19 miliardi. Per mettere in sicurezza il Servizio Sanitario Nazionale ce ne vogliono più di 30 nei prossimi 5 anni. C'è un MES Sanità che fa parte del Next Generation EU che l'Italia non ha mai preso e che aspetta lì di essere preso per risolvere proprio i problemi della sanità. Che autunno ci aspetta sotto il fronte della pandemia? Ci aspetta un autunno problematico perché di fatto questo è un virus che continua a circolare, è estremamente contagioso e naturalmente dipenderà da chi si infetta, se è vaccinato, a maggior ragione se è una persona anziana e fragile è vaccinato con il secondo richiamo non ci sono problemi, ma siccome ci sono molte persone che non hanno fatto questo richiamo e ci sono addirittura 7 milioni di italiani che non sono vaccinati, quelli si infetteranno. Si ritornerà probabilmente a delle misure di restrizione, non certamente al lockdown, nessuno pensa più a un lockdown quando abbiamo vaccini e farmaci antivirali, però si ritornerà a prestare attenzione ai comportamenti e probabilmente soprattutto nella fase più critica dell'autunno a reindossare le mascherine negli ambienti chiusi e affollati. Veniamo ai dati di oggi della pandemia, i nuovi casi sono 544, i ricoveri in terapia intensiva sono 2, le persone ricoverate in altri reparti 109, si registrano 4 decessi, 3 a Udine, 1 a Trieste. Domani appuntamento con la 63esima edizione del congresso AFDS a Gemona, dove saranno consegnati i riconoscimenti a 2151 donatori di sangue. L'evento sarà trasmesso in diretta da Telefriuli con la Santa Messa a partire dalle 9 e la cerimonia da Piazza del Ferro a partire dalle 10:45. Nell'occasione il presidente Roberto Flora inviterà i giovani ad avvicinarsi al dono del sangue. Su 3 donatori ultra sessantenni che escono dall'associazione Donatori Sangue in Regione, solo un giovane ne entra e per questo Roberto Flora lancia l'appello alle nuove leve. Poi dopo i giovani giustamente quanti rimangono in Regione, quanti vanno a donare a vivere all'estero. Questi sono i conti che noi dobbiamo fare. Allora abbiamo detto cosa fare? Dobbiamo rivolgerci a tutte le persone che stanno bene in salute e che possono donare. Magari non sono mai andate neanche a donare nella loro vita. Dobbiamo far sì di intercettare tutte queste persone, anche perché tutte queste persone contribuiranno nei prossimi anni a far sì che l'autosufficienza regionale sia ancora autosufficienza. Saranno 2151 i donatori di sangue presenti al congresso provinciale che l'Associazione Friulana Donatori di Sangue terrà domani a Gemona. L'FDS lo farà attraverso la consegna delle benemerenze, secondo una tradizione che per 2 anni è stata interrotta dalla pandemia e che quest'anno, alla 63esima edizione, ritorna nella sua consueta formula. Ed è emergenza donatori anche per l'Associazione Donatori Midollo Osseo. Nel 2019 in Friuli Venezia Giulia si sono iscritte al registro 1433 persone, dimezzate poi negli anni successivi, ma per il 2022 l'obiettivo è quello di raggiungere almeno quota 1000. La pandemia ha ridotto drasticamente il numero di nuove iscrizioni al registro donatori di midollo osseo, dimezzate rispetto al 2019. L'ADMO lancia la campagna Match Now. Noi avevamo chiuso il 2019 con 1433 iscritti, 2020-2021 siamo sui 650-630. Quest'anno siamo arrivati a settembre a 615, il nostro obiettivo è arrivare a 800-1000 a fine anno, insomma questo è il nostro
è il nostro pensiero. Vorremmo tornare nelle piazze, vogliamo tornare nelle scuole, perché i ragazzi giovani ci ascoltano, ci seguono, bisogna spiegargli le cose. Andiamo nelle piazze, saremo sabato 24 a Udine in piazza San Giacomo, a Pordenone in piazza 20 settembre e a Gorizia in Corso Verdi. Il 1° di ottobre invece saremo in via Dante a Trieste. Siamo allo sport, le partite vecchie vengono archiviate, conta solo il presente. A dirlo alla vigilia del match contro l'Inter il tecnico dell'Udinese Sottile, ascoltiamolo. La nostra identità, il nostro dogma deve essere quello sempre di essere molto aggressivi e di giocare un calcio verticale, quindi da domani sicuramente dobbiamo farlo subito dal primo minuto. Domani si entra in campo e si pensa solo a fare una grande prestazione contro l'Inter con ingredienti che fanno parte della nostra identità, che sono il sacrificio, la fame, la cattiveria agonistica, l'essere a disposizione del compagno, fare 100 corse per il compagno, ma neanche parlare di un Inter in crisi, non voglio neanche sentirne parlare, non esiste. L'Inter è una squadra forte, una squadra che come completezza di rosa, come qualità sicuramente è la migliore nel nostro campionato. Poi come sempre farò le ultime valutazioni stasera per mettere in campo secondo me il miglior 11 iniziale, ma possiamo dire che Beto è un giocatore assolutamente recuperato. Rispetto assolutamente le scelte del CT Roberto Mancini che stimo molto. Però mi ha sorpreso perché credo che Udogie in questo momento sia uno dei migliori terzini del nostro campionato in assoluto, lo dimostra lui dentro il campo. Silvestri idem. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata con i programmi di Telefriuli, arrivederci.